Sono circa 80 gli operatori sanitari in servizio all'ULSS 4 che a breve saranno sospesi dal lavoro per non essersi sottoposti alla vaccinazione anti-Covid senza una valida motivazione. L'ha reso noto l'azienda sanitaria del Veneto orientale. Oltre a questi 80, per altri 21 dipendenti, una commissione medica costituita ad hoc valuterà la certificazione di esonero alla vaccinazione che è stata presentata. Da quando la norma che prevede l'obbligo della vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori sanitari e gli esercenti delle professioni sanitarie è entrata in vigore, l'ULSS ha inviato 284 comunicazioni ad altrettanti dipendenti che non risultavano essersi vaccinati per chiedere il motivo della mancata somministrazione. Dopo questo primo sollecito, 133 di loro hanno provveduto a vaccinarsi, mentre altri 41 hanno evidenziato motivi validi di sospensione temporanea alla vaccinazione. Anche tra il personale convenzionato ci sono casi di obiezione all'obbligo vaccinale e quindi anche per loro, se a seguito della diffida inviata in questi giorni non si provvederà alla vaccinazione, scatterà la sospensione dal lavoro e dello stipendio.